Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry Primal. Oggi siamo pronti per la nostra seconda parte. Finalmente sono riuscito a installare tutti i file di gioco. Allora, vediamo un po' di continuare la nostra avventura. Sicuramente era una sorta di riassunto di quello che avevamo fatto nell'ora precedente, diciamo, nella mezz'ora precedente. Allora. Significa mangia? Ok. Che cos'è? Vediamo. Sì, ok. Ah, meno male, pensavo qualcosa di peggio. Ah, sono praticamente semi del bosco, qualcosa del genere, ok. Vediamo un po'. Qua c'è qualche fuoco. Udam Shajan. Winja Damsha. Hugujarra. Udam. Hai Huwinja Huguana. Winja Hai Wagwasha. Sandamsha Orosu. Tigre Dansha Dobo. Sakwi. Ay. Walta Lauba Akista. Migli Barra. Ok. Certo che ha una grafica questo gioco davvero impressionante, eh? Ok. Allora, vediamo un po'. Possiamo riprendere il controllo? Dove siamo? Ok. Bene. Sì. Allora, la nostra amica, come avete visto nel video precedente, è stata ferita da una tigre. Ah, ecco la nostra clava. Bene, vediamo di trovare queste foglie verdi vicino al fiume. Ferite profonde, sicuramente un altro tutorial. Allora, ecco il fiume. Allora, nuovi miglioramenti, premi per aprire il menu creazione. A quanto ho capito è possibile migliorare. Ah, attenzione, abilità, ecco qui. Possiamo migliorare ovviamente la nostra sopravvivenza secondo questi criteri. Ok, vabbè, poi le guarderemo con calma. Intanto una cosa alla volta. Creazione, questa è la nostra clava. Allora, possiamo migliorarla. Danni 3, resistenza, agilità, speciale, uso per colpire più nemici, stordisci i nemici con i lanci, 4 danni, progredisci nelle missioni, ok, per sbloccare questo oggetto, sicuramente i suoi miglioramenti. Vediamo un po', sì, infatti è bloccata per adesso. Sacco di budella, wow, faretra, ok. Allora, vediamo di andare a raccogliere queste foglie. Devono essere vicino al fiume, a quanto ha detto la nostra amica, ok. Allora, premi K, ah, perfetto, per aprire il menu delle abilità. Allora, battimenti primitivi, vista del cacciatore e furtività primitiva. Allora, ovviamente sono le abilità già incluse nel nostro personaggio. Vediamo di aggiungere qualcosa di diverso. Guarigione primitiva, tieni prima un CTRL per curarti manualmente una barra di salute, potrebbe essere interessante. Cura in corsa, tieni premuto CTRL per curarti mentre scatti. Oppure, ecco, una barra di salute extra potrebbe essere interessante. Perfetto, eccola qui. Di solito su Far Cry 3 eravamo soliti fare sempre questa, sfruttare questa abilità. Bene, abbiamo una nuova barra di salute, quindi vuol dire che sopravviveremo di più. Allora, andiamo. 200 metri dalla nostra posizione, tieni premuto V per trovare e cogliere le foglie verdi. Allora, bene, procediamo. Vabbè, dobbiamo essere ancora un pochettino distanti. Vediamo se possiamo cambiare arma. Allora, abbiamo l'arco dall'altra parte e la clava. Arco, meglio tenere l'arco, ok. Andiamo. Attenzione che qua ci sono... Vabbè, sono animali questi tranquilli. Addirittura c'è un punto interrogativo da quella parte. Vediamo di andare... Ecco. Allora, abbiamo scoperto le pietre del nostro fiume. Vediamo se possiamo analizzare qua la situazione. Vediamo un po'. Sicuramente serviva qualcosa. Non c'è niente. Ok. Andiamo da questa parte. Perfetto. Ah, attenzione. Nostra solita area di caccia.
Quelle, cosa sono? Dei funghi azzurri? Vediamo un po'. Eccoli. Ah, la foglia blu. Ci servono le foglie verdi. Vabbè, prendiamo anche quelle blu che possono essere lo stesso utili. Eccole là. Sì, però con questo istinto è fin troppo facile, eh. Eccole qua, le nostre foglie verdi per curare le ferite da tigre. Vediamo un po'. E segui attacchi pesanti con un'arma da corpo a corpo tenendo premuto il nostro tasto. Che è successo? Chi è? Uè, guarda questo. Beccati questo. Mamma mia, attenzione, un altro arciere dietro la foglia. Eccolo. Peccato. Mamma mia, meglio di Robin Hood, eh. Allora, vediamo di frugare che cosa aveva. La freccia gliel'abbiamo staccata nuovamente dalla testa. E ci dovrebbe essere anche l'altro. Vediamo dov'è. Che stavano facendo? Mamma mia. Stavano ammazzando a uno qua a terra. Lo stavano macinando. Che cos'è che corre là in acqua? Cos'era? Ehi! Ah, un'aquila. Ok, vediamo un po'. Raccogliamo le nostre foglie che ci interessano. Bene, ne rimane un'altra. Se non sbaglio è un pochettino... Niente, le abbiamo esaurite tutte per adesso. Sì. Mi sa che dobbiamo provare un'altra strada. Ok, allora, procediamo da questa parte. Vediamo un po'. Ah, eccole là. Cosa c'è là in fondo? Che cos'è? Ah, ecco, un altro, probabilmente. Ecco, un altro Wenge, un altro uomo delle caverne. Beccati questo. Abbiamo preso? Mi sa che ci ha visto. Ah, peccato. È abbastanza duro il ragazzo, eh. Eccolo che si avvicina. Olè, peccato. Niente, aspettate. Aspettate. Proviamo con la clava, voglio provarla da vicino. È armato di lancia questo, attenzione. Ah, e vuole, mamma mia. No. Mamma mia. Spostati, ecco. Ma curiamoci ragazzi un attimo. Vediamo di staccare la lancia che ci ha tirato. Dov'è? Mi sa che la prossima volta devo tentare di abbatterlo con l'arco immediatamente. Allora, ok, vediamo di utilizzare il nostro coltello per l'ultima foglia. Benissimo, e procediamo. Mettiamoci l'arco in pugno. 280 metri dalla nostra posizione. Vediamo di andare a curare la nostra amica. Ok, i combattimenti sono davvero ben curati, eh. Ok, via. Mi ricorda molto Far Cry 3 con l'arco. Sicuramente era l'arma che utilizzavo di più. E questo ovviamente è il nostro posto, il luogo in cui l'arco veramente era... Attenzione, l'arma preferita. Eccolo. Olè, sempre in testa bisogna colpirlo. Attenzione, ecco che arriva l'altro. Peccato. Rimane l'ultimo. No, l'ho mancato. Siamo fritti. Eccolo. Peccato. Mamma mia. Oggi proprio mi sto divertendo. Ah, con i colpi alla testa. Una selce. Questo vediamo cos'ha. Un'altra freccia. Grasso animale. Nella via del ritorno davvero ci siamo imbattuti in diversi cacciatori, ma a quanto pare siamo sani e salvi. Allora, vediamo di ritornare verso la caverna della nostra amica. Ancora non ho ben capito la storia. Qua c'è un topo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Dov'è? Dov'è il topo? Eccolo. Niente. La freccia mi sa che l'abbiamo perduta. Vabbè. Ah no, l'abbiamo ripreso. Perfetto, continuiamo. Allora, 40 metri. Vediamo se possiamo curare la nostra amica. A quanto ho capito le foglie verdi serviranno per ripristinare la salute. Vediamo se è vero. Stai là. Ah, eccole. Ti guarda lì. Ah, si mangiano addirittura. Shaja, Tani Chlauta. Shlawata. Tani. Ma dai. Dubu. Walna maispa. Mamma mia che ferita. Che dobbiamo fare? Oddio. Ok, ci provo. Vai. Ah, ok. Mamma mia, queste foglie che cosa dovrebbero fare? Mamma mia, una ferita del genere neanche... Cioè, al giorno d'oggi riusciremmo a curarla. Cioè, oddio, sì, però ci vorrebbe un impegno assurdo. Qua con 2 fogliette ce la caviamo? Ok, un'altra? Bene. Chissà quanti germi ha quella foglia là. Mamma mia. Ok, continuiamo a infettare la ferita. Bene, se sei contenta. Ok, siamo salvi. Bene, l'abbiamo ripulita. Ok.
Wol. Hers. Forse. Udam. Salwatija. Uanna. Winja waida. Uhai padas shwar. Ok. Allora, Masi shashaltan waida takar. Usayish wada. Hai chauha salwa. bene, abbiamo completato la nostra seconda missione, ferite profonde, a quanto ferite profonde ben curate, eh? Allora, questa deve essere tutta la nostra mappa, volevo osservarla per bene. Allora, Tensei lo sciamano, porta Tensei lo sciamano al tuo villaggio, ti insegnerà a domare le belve e chiamare un gufo. Bene, vediamo di andare e centrare la mappa su questo ragazzone. Ok, vediamo se riusciamo a farlo. Destinazione, benissimo. Allora, la nostra destinazione è a nord. Dobbiamo procedere su questa strada. Abbiamo ancora 4 frecce. Nuova ricetta curativa. Eccolo, perfetto. Guarigione base, guarigione vigorosa. Abbiamo bisogno di carne per questa. Eccola qua, imposta come guarigione rapida. Ovviamente la nostra carne. Mentre come guarigione la guarigione vigorosa la sbloccheremo con 9 foglie verdi. Però la cosa che non mi piace è avere questo istinto sempre pronto a disposizione. Non abbiamo la possibilità di cercare noi ovviamente le piante e tutto il resto. Abbiamo la strada abbastanza semplice. Allora, cos'è questa? Una lancia? Possiamo svilupparla e sfruttarla immediatamente. Eccola qua, potrebbe essere più utile. Anzi, prima andiamo con l'arco, poi magari se la situazione si dovesse complicare. Comunque, non abbiamo più punti abilità. Allora ragazzi, vediamo di continuare. Cosa c'è qua sotto? C'è una sorta di icona un po' strana che volevo capire. Vediamo un po', c'è una specie di sacchetto nella mappa, lo vedete? Vediamo, ci deve essere qualcosa di interessante da queste parti. Ma un attimino, vediamo se riesco a scavalcare le rocce. Niente, bah, non riesco a capire. Vediamo un po', magari voi mi scrivete poi in basso nei commenti, mi fate sapere un po' cos'è quel sacchetto. Allora, vediamo di procedere, qua ci sono delle aquile. Ok, probabilmente questo, come dire, questo sciamano ci insegnerà a domare gli animali. Magari riusciremo anche a cavalcare qualche cavallo. Che cos'è questo? Vediamo un po', attenzione. Cos'era? Wow, vediamo un po'. Mamma mia, che cos'è? Legno... Ah, probabilmente era la dispensa di qualche indigeno della zona che aveva raccolto e protetto un po' come ha fatto in Coda Fratello Orso. Come si chiama il ragazzo là? I 3 fratelli per proteggere i pesci, i salmoni nell'albero. Più o meno la stessa storia. Ok. Non so se vi siete visti Coda Fratello Orso, ma era ambientato più o meno in quest'epoca. E per proteggere il cibo, i salmoni, in quel caso, li collocavano in cima agli alberi. Allora, andiamo con il nostro Coda Fratello Orso. Vediamo un po' chi c'è qua. 600 metri dalla nostra posizione. Wow. Cos'è? Un lupo? No, non penso. Sì, una specie di cane randaggio. Ehi, amico mio, stai calmo. Vediamo di recuperare. Ok, vabbè, scuoiamolo visto che ci siamo. Siamo un po' chinai nel regno di Coda Fratello Orso. Bene. Qua cosa c'è? Ah, perfetto. La nostra pietra. Ok. Allora, vediamo di attraversare questa bella galleria. Speriamo di procedere senza brutte sorprese. Perfetto. Bene. Allora, avanziamo. Vediamo un po'. Chissà se un giorno riusciremo a costruire anche, non so, la nostra canoa per girare nei fiumi, o magari domare un cavallo, roba del genere. Benissimo. Cavallo, non so se nel 10.000 avanti Cristo c'erano i cavalli. Probabilmente è una specie molto antica. Ok, gli antenati, diciamo. Benissimo. Allora, le pire. Le pire sono grandi segnali che marcano il tuo territorio. Le utilizzeremo per accendere. Le accenderemo per far capire a Gondor il nostro sostegno. Così cercheremo di combattere Mordor insieme. Benissimo. Ovviamente le potremo accendere per sbloccare lo spostamento rapido nelle varie zone della mappa. Allora, dov'è la pira? Ok, attenzione. Qua sotto cosa c'è? Ehi là, attenzione. Mamma mia. Un lupo grande e grosso, eh? No, l'ho mancato. Eccolo. Beccati questo. Mamma mia. Vediamo di recuperare immediatamente la nostra lancia. Signore e signori, nei panni di Peregrino Took all'accensione del fuoco nascosto di Gondor. Eccolo qua.
Gondor chiede aiuto, eh? Vediamo come possiamo incendiarlo. Incendiarla, anzi. Attenzione, c'è qualche altra cosa che... Cos'è? Come facciamo ad incendiarla? Mi sembra che... Allora, nella barra della creazione... vediamo un po'. Devo riuscire a capire come incendiarla. No? Vediamo un po'. Ah, ecco, là c'è un fuoco. Accendi la clava. Benissimo. Ok. Accendiamo? Come si fa? Dobbiamo salire in cima? Ah, no, perfetto. Ecco qua, i segnali sono accesi. Pira reclamata, 1 su 16. E ovviamente la popolazione è aumentata. A quanto ho capito il nostro obiettivo è quello di aumentare. Ok, lo spostamento rapido lo conosciamo da 3-4 anni ormai. Benissimo. A quanto ho capito il nostro obiettivo è quello di far accrescere la popolazione Wenja. Apri scorta delle ricompense. Cosa c'è? Allora, è il posto dove vengono messe le tue risorse. Cerca questa icona, puoi accedere a questa scorta tramite il villaggio. Questi oggetti vengono messi automaticamente nella scorta e la raccoglitrice aggiungerà nuovi oggetti ogni giorno man mano che migliori la sua capanna. Allora, bene, possiamo vedere ovviamente le risorse nella nostra scorta. Bene, potremmo addirittura spostarle, come potete vedere, nel nostro sacco. Vediamo un po'. Ok. Ah, ho capito. Perfetto. Va bene, va bene. È inutile riempire. Allora, il sacco probabilmente è quello che abbiamo addosso, mentre la scorta è quella che rimane. Lasciamola per adesso così. Ok, abbiamo guadagnato un punto in più di abilità. Vediamo di aggiungerlo nella... Vediamo un po'. Rivela terreno. Mostra piano. No, non troppo semplice. Vediamo di andare su qualcosa. Ecco, guarigione primitiva numero 1. In modo tale da riuscire a curarci manualmente una barra. Allora, vediamo di procedere da questa parte. Il fuoco lo teniamo perché è importante. Riusciremo a scacciare qualche animale di troppo. Ok, perfetto. Dobbiamo salire in montagna. 200 metri su per la montagna. Lì vedo qualcosa. Cos'è quello? Ah, una specie di gnu. Veramente siamo in Coda Fratello Orso, eh? Qua ci sono gli gnu, credo che siano buoni. Sì, infatti, addirittura hanno paura del nostro fuoco. 180 metri dal nostro... Ehi, attenzione, spegniamo questa torcia.